Buonasera a tutti, visti voi, te nuova de oie, di 9 de Natale, adesso mese Natale, due messa e 20 chimbe. Bene, 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 bene. E dimo diretto come te si presenta salire, oie, a suo solito, insomma, insomma, che si procedura, ecco, la si presenta di voi. In effetti come Carchinughedda sta cominciando a presentare, ma su quello è libero, insomma, sai, è illuminata dal suo sole, è una bella dia deve essere pro como, insomma, ecco qua. E te non era sotto cavallo e non era legale, insomma, che è un po' che coculato, ma non metta 6 gradi, temperatura massima 8 gradi, temperatura minima, puscaento desi. Crasa, Crasa a mercoledì abbiamo rubato di che grado al minimo, 7 gradi al massimo, e spalazzato tutto a die, tutto role preno, pro tutto canta a die. Bene, eresi besti stata a questo concerto in Luvula da Franca Maso, mi pare che dobbiamo ammentare bene, un bello concerto voleva andare veramente interessante, ascoltate bolla sa che insomma è stata abbero spantosa, anzi sì, quasi quasi un pacco bollacchi in tenere, vediamo se un pacco si riesce a mi collegare in un attimo, vediamo se non va, devo toccare, mi collegare in un attimo, ecco qua, che di nocche, un attimo, che vediamolo. Come te posso hackere e caricante di quello che lo ha in tenere che veramente è una piscina che canta metta bene no, che sta io a si collegare e vabbè non fa che ecco qua andiamo già visti tv un attimeggio gli account, eccolo qua, un secondo che vedevo già arrivare, eccola in ok, attimeggio, calcolamos in occhio le voi, l'intendimos, poi tenemos internet, che te batta, eccola in ok, attimeggio, no, non blacchemos, non vi lasciate esa linea, vamos in occhio le voi, l'intendimos, poi tenemos internet, niente, non vi lasciate esa linea, mi dispiace, andiamo da innanzi, e andiamo da Terasa Novas, ecco qua, Polisportiva Bittese, la Polisportiva Bittese comunica che si è concluso il rapporto con mister Omar Farina, il quale dalla data odierna non sarà più alla guida della prima squadra. È chiaro che qualche mossa tocca a della hacker, però cliccare e dare un pacco di andato diverso a sa squadra, chi è il giocare bene, ma non resesti a spuntare, non resti a fare risultati come siamo penultimo in classifica. È una mossa, insomma, no? Magari se l'allenatore non va per una gurpa, però è una mossa che tocca a de hacker, quindi compartimos in pleno la mossa de Sabitese e speriamo che avremo un risultato diverso e sa andato nuovo che a cominciare come chi sa allenatore nuovo che non si iscritti galo chi este. Intanto torniamo al sull'appuntamento, lo consigli contro le truffe agli anziani e non, segnali di allarme, misure, strategie pratiche operative per contrastarle.
venerdì 12 dicembre alle ore 19, salone parrocchiale Bitti, organizzato da associazione Achimus in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Bene, poi andiamo storare all'Uvola, e dimmi l'Uvola, itte batatelo, questo esiste appunto sul concerto di Franca Masu, oggi di 9 non va nulla, appuntamenti invenienti a essere possa die vinti, Biblioteca Comunale Via della Repubblica, no, tu no, con Egidia, Bruno e Manuele Nidi. Non vi sconare di che si tratta, ma penso che si tratta di una rappresentazione teatrale. Poi sempre die vinti a 8:30, palestra comunale Via della Repubblica, da Montalbo Monte con coro Omines Agreste Selula, coro Arché Oliena, coro giovanile GP da Palestrina, Oristano, coro polifonico algherese, pocusto però dobbiamo aspettare a su vinti. Bene, andiamo da innanzi, dimmo prima pagina del suo giornale, Unione Sarda, sanità rivolta per Bartolazzi. C'è la parola si chiama le Bartolazzi, insomma, in metta pesante, e infatti sì. Cure fuori dalla Sardegna, la protesta dell'Associazione per i diritti dei malati, legge pessima. Le parole dell'ex assessore nell'intervista all'Unione infiammano la politica. Caos in maggioranza dopo le dichiarazioni dell'assessore uscente Bartolazzi sul malessere della sanità sarda. Il PD ne discuterà oggi in un vertice urgente. Silenzio nell'M5 Stelle, mentre il centrodestra parla di campo largo alla deriva. Sullo sfondo l'ipotesi concreta di un mese di esercizio provvisorio di bilancio. Sul fronte delle cure fuori dall'isola, intanto protesta l'associazione che combatte per i diritti dei malati. La nuova legge è peggio della vecchia. Siamo pronti a tutto per bloccarla. E che, insomma, la cosa si espone veramente male. Andiamo a prima pagina adesso a Nuova Sardegna. Prima pagina Nuova Sardegna, strappo sanità per Bartolazzi. Revoca ad un passo e gelo 5 Stelle. L'ex assessore già oggi potrebbe lasciare. Salta l'audizione prevista in commissione. Oggi Armando Bartolazzi potrà mettere la parola fine alla sua travagliata esperienza come assessore regionale alla sanità. È molto più che probabile che in mattinata arrivi il decreto di revoca della nomina da parte della presidente Alessandra Todde, che da oggi assumerà anche l'interim della sanità. Deus ex machina Madonna del Succhero. Il silenzio con tutti con cui in una prima fase ha accolto le dichiarazioni della Todde hanno chiuso una vicenda politica diventata imbarazzante per il campo largo. Per de voi, non si potete. E dimos into ite binarana in proposito, andiamo da innanzi e quizás páginas internas e cominciamo da essa prima pagina che nos tocca da corso la sfida dell'Einstein Telescope, sempre sulla Nuova Sardegna, protagoniste anche le imprese. L'incontro della Camera di Commercio per delineare il ruolo delle aziende, esperti, istituzioni, imprese. La Camera di Commercio li ha riuniti tutti nei giorni scorsi per fare il punto sul progetto dell'Einstein Telescope, sulla candidatura del sito di Sosenato per ospitare il percorso scientifico europeo per far nascere un osservatorio sotterraneo di onde gravitazionali. Sosenato sono nel territorio di Lula e tra i 3 candidati finali, insieme alla Germania e ai Paesi Bassi. Ma se la candidatura è tecnica e scientifica, l'attuazione sarà profondamente territoriale. Lo hanno ribadito a più riprese tutti gli esperti intervenuti all'incontro organizzato alla Camera di Commercio, che ha riunito amministratori, studiosi e imprese per delineare il ruolo attivo di tutto il tessuto produttivo locale
nel progetto ET. Benissimo, siamo d'accordo per questa iniziativa, speriamo che si muovano pure imprese al devizi. Numero, a Natale impegno della Caritas con la vicinanza agli anziani. 4 appuntamenti nelle case di riposo tra cultura e musica. Prendersi cura è un'associazione, sostenere i cari GIVER, cioè un fatto minasa servizi cheso, in Sassari, un convegno di questo genere, progetto per aiutare chi si occupa dei propri cari con autosufficienti e disabili. Numero, sostenere le persone che si occupano dei propri cari, prendersi cura, si chiama così il progetto dedicato al sostegno di chi si prende cura dei propri cari non autosufficienti e disabili, che sarà presentato domani alle 11 nella sede Consorzio Solco Nuoro. Il progetto ha durata di 4 anni e ha l'obiettivo di migliorare il benessere psicofisico dei cari GIVER in relazione al carico di cura, attraverso iniziative di informazione, orientamento e supporto. È attuata appunto dal carro e dai Samuzzere in Sassari. Bartolazzi infiamma la politica. In maggioranza scoppia il caos. Centrodestra pensano alle nomine mentre la sanità affonda. Oggi alle 18 vertice urgente del PD. Si parlerà anche di Egas. La sanità sarda indietro di 25 anni. Una maggioranza che pensa solo alla rincorsa delle poltrone per le direzioni generali dell'SL. Un eventuale interim che certo non cambierà lo stato delle cose. L'eco delle rasoiate dell'assessore uscente, a questo punto da un momento all'altro, Armando Bartolazzi è molto forte. Per oggi alle 18 è in programma una direzione regionale urgente del PD, convocata dal segretario Silvio Lai, dove si parlerà anche del caso Egas. Dal Movimento 5 Stelle non arriva alcun commento, dal centrodestra invece una pioggia di reazioni. Ce n'è abbastanza per essere preoccupati che la finanziaria 2026 non sarà approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre. Ormai l'esercizio provvisorio è quasi una certezza perché le premesse per un accordo di ferro con le opposizioni sono tutt'altro che buone. Nave alla deriva per Stefano Tunis, Sardegna al 120, ci sono due possibilità. O la parte più importante della nostra amministrazione è stata affidata ad una figura inadeguata, oppure Bartolazzi dice la verità e in nome della spartizione si sta sacrificando la salute. Tutte e due le ipotesi sono ugualmente agghiaccianti. Tutte e due richiedono profonde scuse alla comunità sarda. Secondo il capogruppo dei Fratelli d'Italia Paolo Trust, le parole di Bartolazzi certificano il clima da nave alla deriva della Presidente della Regione e del Campo Largo. Infatti sostiene, nel momento in cui la finanziaria entra in aula, abbiamo l'assessore all'agricoltura che si è dimesso e il suo sostituto a tutti ma non ancora nominato, l'assessore alla sanità ancora a bordo ma dimesso dalla stessa Alessandra Toglia, lo stesso assessore che dichiara di aver raggiunto risultati incredibili ma che purtroppo alla maggioranza del centro largo interessano solo le poltrone. Per Forza Italia, l'ex assessore al lavoro Ada Lai spiega di aver letto con irritante imbarazzo l'intervista all'assessore, in particolare alcuni offensivi passaggi in cui considera inferiore la classe medica sarda, quindi il popolo sardo, non tiriamo a rimballo questa scuola senza speranza di miglioramento, indica come soluzione l'importazione di dirigenti continentali, palesando l'assoluta non conoscenza delle realtà
della sanità sarda attuale, oltre all'attenzione solo al proprio tornaconto economico. Solo nomine, narrata. Il segretario della Lega, Michele Ennas, fa notare che le parole dell'assessore suonano come una resa, una certificazione dell'intero sistema sanitario regionale sotto la giunta Togge. Da mesi la Lega Sardegna denuncia il disastro in atto e vabbè, mia non va a governare voi. Oh, yeah. Nessuna svolta dopo il protocollo con la giunta. CGIL CISL no ai voti di responsabilità e di governance. Vabbè, vinto una nulla, questo è scuro. Interventi e cure fuori dall'isola, i diritti negati, legge da rifare. La nuova norma nega il rimborso di una parte delle spese di viaggio. La battaglia dell'associazione Franco Monagheggio, pazienti discriminati. Non si intravede nessuna luce in fondo al tunnel, ora che la Giunta ha approvato un disegno di legge sulla disciplina delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate al di fuori del territorio regionale, cioè la norma sui rimborsi ai sardi che vanno a curarsi fuori, e la stima per difetto è di circa 14.000 persone dirette principalmente in Lombardia. Non c'è nulla da festeggiare. Per dire si nega il risarcimento della spesa per il trasferimento del malato dal domicilio all'aeroporto, un percorso che spesso avviene su mezzi speciali, quindi molto costoso. È vero che la legge regionale attuale 2691 è vecchia e difettosa, ma il nuovo testo, che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, non va affatto bene, anzi è peggiorativo. Siamo pronti a tutto per bloccarlo, anche ad accamparci sotto il palazzo, dice Francesca Dettori, portavoce e memoria storica dell'associazione Diritto alla Salute Franco Monagheggio, che da anni combatte al fianco dei pazienti per rivendicare gli indennizzi negati. E andiamo a giocare a fare dare le sanità, mi pare che ci sono, ecco qua, due interventi. Questo è Nuova Sardegna, Bartolazzi ad un passo dalla revoca, strappo e gelo totale con i 5 Stelle. Oggi la Presidente Todd dovrebbe assumere ad interim l'assessorato. E noi che abbiamo due interventi, Zarru narra troppo autoreferenziale, ha messo un muro tra sé e l'isola. La critica, chi si proclama indispensabile toglie fiducia nel futuro. Questo è Starru, e naturalmente sa banna de Todde. Doria è un medico preparato, ma non conosceva la Sardegna. Gli intoppi, fuoco amico e qualche assessore ombra di troppo. Assessore ombra è riferito naturalmente a Manca, ovviamente è il numero assessore a Manca, che si chiama Tissasa. La sanità sarda è un ingranaggio complesso che gioca colpi di scena. L'ultimo cambio di timoniere porta il nome di Bartolazzi, e allora è utile ascoltare chi è già stato alla cabina di regia, come Carlo Doria, suo predecessore alla guida della sanità, che di retroscena se ne intende. Qual è il suo giudizio su Bartolazzi? Cosa pensa di questa revoca dell'incarico? Dal punto di vista umano professionale lo apprezzo molto. È un medico preparato, con una solida cultura, ma ha pagato un limite evidente. Non conosceva la macchina sanitaria regionale, né le peculiarità della Sardegna, che sconta l'insularità anche nel reclutamento e nella formazione del personale. Quindi un limite di conoscenza del territorio. Sì, nonostante avesse un'esperienza di governo importante, sottosegretario nel 2018-2019, in un periodo davvero critico della sanità italiana, ha scontato il non conoscere fino in fondo le dinamiche regionali, e poi ha letto le ultime dichiarazioni. Che impressione le hanno fatto? Mi sono sembrate le parole di una persona per bene,
che si è messa a disposizione di un progetto e che ora esce un po' ferita. Era un'intervista fatta di pancia, lo capisco, ma capisco anche la presidente Todde. In un momento in cui bisogna nominare il direttore generale, un assessore sotto attacco anche dalla propria maggioranza diventa un bersaglio facile. Un conto è dare quei poteri ad un assessore indebolito, un altro è farlo direttamente come presidente, con il peso politico che solo lei può esercitare. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. E vabbè, Desiree manca este assessore ombra. Oh, Egas, oggi il PD ribadirà il no ad Albieri, questa è un'altra cosa che sta andando da innanzi, Albieri è sul presidente Egas, è il gestore acque sarde, che praticamente comanda pure a Banoa, cioè in sul senso che ne determina il destino lo è del centrodestra, prima è del PD, come del centrodestra e Todde lo che confermare è il PD. No, sull'elezione del sindaco di Calangiano, scontro aperto con Todde. Il dito grande e grosso è Bartolazzi. La luna è il futuro di Abbanoa, letto attraverso la lente del caso Egas. E questo è il vero punto di rottura dentro la maggioranza. Se l'archiviazione della pratica dell'assessore arriverà questa mattina, per un'eventuale conclusione dell'altra pratica si dovrà attendere qualche giorno. Domani infatti tornerà a riunirsi nel proseguo della precedente seduta il comitato istituzionale d'ambito di Egas, composto da 10 sindaci e dalla presidente della regione, per completare le procedure di scelta del presidente. Il componente anziano, Settimo Nizzi, ratificherà la votazione di alcuni giorni fa, proclamando Fabio Albieri sindaco di Calangiano presidente? Questa è una domanda. E cosa farà quest'ultimo? Accetterà l'incarico o riterrà che non vi siano le condizioni per un mandato unitario? E se Albieri accettasse, la Todde firmerà il decreto di nomina? Domani lo si vedrà. Quest'ultimo atto rappresenterebbe una rottura molto profonda con il PD, che oggi riunisce la sua direzione regionale con l'ordine del giorno un solo punto: governance di Egas. Secondo i Dem è inammissibile e politicamente suicida lasciare al vertice dell'Egas un sindaco, peraltro anche ex PD, ora dirigente territoriale di un partito del centrodestra. E ciò a maggior ragione quando i Dem rivendicano al campo largo di avere la maggioranza assoluta nel comitato istituzionale d'ambito, con 7 amministratori su 11. Capito? No, questa cosa è il male posto. Guerra de poltrona. Zelensky a Londra, unità tra alleati. I paesi europei fanno quadrato. Trump, deluso, non ha letto il piano. E vabbè, Caise l'ha letto, fa bene il suo. Stabilirsi schibino allegre. Allora, i paesi europei, Volodymyr Zelensky prova a uscire dall'angolo in cui lo ha relegato Donald Trump, che lo ha accusato di un approccio deludente sui negoziati e cerca il sostegno dei leader europei per la mediazione con la Casa Bianca. L'unità tra alleati è fondamentale, ha sottolineato il leader ucraino incontrando a Londra Keir Starmer, Merz e Macron, prima di volare a Bruxelles per vedere i vertici NATO e UE e poi a Roma da Giorgia Meloni. Il problema principale è la convergenza con gli USA, ha rilevato l'inquilino dell'Eliseo in una riunione utile a proseguire il lavoro comune per modificare il piano americano in vista di nuovi contatti con Washington, mentre Ursula von der Leyen ha rilanciato la necessità di
utilizzare gli asset russi per aumentare il costo della guerra per Mosca, cioè usare il deposito russo in modo tale che Mosca apata sofferenza finanziaria a proseguire la guerra. Bene, che in questo terminiamo questa novella di oggi e non diamo appuntamento, torna a casa stamattina sera, ma è probabile che posa tardi va a fare un'intervista che sul presidente del Bitart, Antonello Carta, che nos ha a spiegare come funziona, la lettera da Babbo Natale e tutte le cose, le iniziative da chi ha fatto Bitart in questo Natale. Bene, terminiamo scomo. Zitte novella, che sa sigla di tancatura, che mandiamo subito in onda. Tanto salutano a Ciria Codui e Nina Carai. A menzo vedere di buona tutto dai Bizzi TV, alioso e menzo a casa. Buona die a tutto.